stiamo parlando dell'orientamento di chi mi innamoro. Ricordate che la terza caratteristica è quello che io sento di essere come identità, ed è l'identità di genere. È importante dirlo questo, perché l'identità di genere è differente dall'orientamento sessuale. Lo dico sempre anche se molti lo sanno, però va detto. Cosa significa? Che io sono una persona omosessuale, potevo essere bisessuale, non posso essere eterosessuale visto che mi innamoro di donne, potrei essere al massimo bisessuale, non me ne ero ancora accorta, però mi potrei scoprire bisessuale, mi potrei una cripto bisessuale, cioè se ho una bisessualità bisessualità repressa, come si dice, bifobia, non lo so. Quello che stavo dicendo è che invece la terza caratteristica è l'identità di genere, cioè come io sento il mio genere, profondamente interiore, che non coincide, se non coincide con quello biologico, allora sono una persona transessuale e inizio una transizione, se ho la fortuna. Guardate che la transfobia è molto peggiore, più accentuata dell'omofobia. Fanno una grande paura alle persone transessuali e tra l'altro hanno delle conseguenze sociali pesantissime. Nella maggior parte dei casi c'è una percentuale bassissima di studi portati a termine, per esempio, delle persone transessuali, perché è difficile stare nella società. E anche su questo bisogna farsi un attimo di responsabilità, perché è veramente allucinante. Dicevo, la persona transessuale ha un'identità di genere, cioè sente, non è una persona molto omosessuale. Non è che se io mi sentissi camion con il tir fuori, cioè una bella lesbica macho, allora sarei quasi transessuale. Sono due cose diverse. Perché io sono una donna, biologicamente mi sento donna, la mia identità di genere è donna, indipendentemente dal fatto che io sia più o meno maschile. Io che ho 20 anni andavo in giro come un ragazzino, no? Che poi c'è tutto un discorso. Invece la persona transessuale si sente profondamente di un sesso biologico differente. Sono due cose anche queste da ricordare. Quando vado da mio padre ho di fronte un papà, non ho di fronte Roberto Vecchioni. E nel mio caso specifico io non ho fatto cambiamento. Io ho ricevuto una tana da mio padre, cioè fondamentalmente è venuto a casa e ha iniziato a interrogarmi, perché aveva paura di perdermi, aveva paura di perdere il legame con me, e quindi mi ha fatto una serie di domande e le ha fatte molto osservate e io poi non ho saputo resistere, e io direi che non ve lo racconto perché sennò vi faccio spoiler e c'è sul libro. Grazie.